Analizziamo allora questa partita. La partita è un primo tempo a fulmicotone, abbiamo fatto proprio una bella prestazione e poi abbiamo fatto qualche fallo di troppo e loro sono saliti su in cattedra, hanno cominciato a metterci un po' in difficoltà. Calci in mischia sempre quelli, è maledizione. Altre cose, qualche scelta arbitrale veramente ci ha fatto un po' male, come il giallo per uno sgabello. Sgabello è un placcaggio senza chiudere il braccio, di solito è un rosso, e altri falli. Il nostro Barro ha fatto un bellissimo placcaggio, ha fatto lo zainetto, uno ha tirato giù per terra, è anche rimbalzato sull'impatto e poi è andato a mettere le mani sul pallone ed era un tenuto favoloso. Invece gli ha detto che ha tenuto l'uomo, non l'ha mai liberato e hanno preso 3 punti facili davanti ai pali. E lì sono scelte arbitrali ma un po' discutibili. E da lì hanno cominciato a montare finché non sono arrivati sotto. Ha sistemato le cose con un drop, quindi chapeau al nostro uomo numero 10, e che ci ha tenuto un attimo distanti e più tranquilli. Ecco, dal punto di vista così psicologico, ovviamente l'infortunio del compagno, per come è avvenuto, insomma anche quello probabilmente è inciso, no? nella squadra. Sicuramente sì. La cosa che ci ha fatto sbilanciare soprattutto non è... Sì, è stato l'infortunio del nostro compagno, ma la cosa che ci ha sbilanciato io credo sia proprio l'interpretazione dell'arbitro su una cosa così grave. Poi comunque c'è stata grande forza di volontà per evitare quello che era successo a San Donà. Assolutamente, infatti c'è stato un assalto a Foltapash, gli ultimi 4 minuti, 3 minuti di recupero, abbiamo difeso la linea, siamo riusciti a tenere, addirittura siamo riusciti anche a rubare la palla, quindi bene ragazzi. Abbiamo anche dimostrato durante il gioco, anche lì delle contro-rack, siamo riusciti a rubare delle pallone contro-rack, siamo stati puniti per questo, ma l'ultima volta invece ci è andata bene. Il no contest è capitato insomma in una situazione particolare e dal punto di vista del regolamento voi vi siete accertati ovviamente con il quarto uomo, con l'arbitro, di cosa dovesse essere applicata insomma? Sì, noi avevamo un giallo che era il tronatore, l'altro tronatore ce l'avevano fatto fuori perché gli avevamo spezzato una gamba, quindi abbiamo detto che dobbiamo fare, tronatori non ne abbiamo più. Andiamo a no contest. E come si fa a no contest? Dobbiamo tirare fuori un ulteriore uomo, dobbiamo mettere uno in più in mischia, dovete metterne uno in più in mischia. Abbiamo messo 8 uomini in mischia e da lì siamo rimasti in 14 con 8 uomini forzatamente in mischia, e da lì è partita la polemica di Padova, che adesso ha fatto anche ricorso su questa cosa dicendo che avremmo dovuto tirare fuori un ulteriore uomo. Noi ci siamo tenuti a quello che ci ha detto il quarto uomo, a quello che ha detto l'arbitro, a quello che ha detto il guardialinee, quindi vediamo come va a finire. Diciamo che con questa partita avete sicuramente messo fuori dalla zona playoff il Petrarca, che cercando con il suo gioco di portarvi ai continui falli, infatti hanno guadagnato molti calci piazzati loro. Ecco, no? Parliamo un attimo del gioco del Petrarca, parliamo bene del gioco del Petrarca. Qual è il gioco del Petrarca? Hanno fatto vedere che hanno mosso un attimo il pallone, ma qual è il gioco del Petrarca? Noi abbiamo fatto vedere come muovere il pallone, abbiamo fatto vedere come si gioca a rugby. Qui continuiamo a dire questo gioco del Petrarca. Qual è il gioco del Petrarca? Appunto quello di cercare il fallo degli altri. Ma allora che il Petrarca incominciasse a giocare, perché questo non è il gioco Petrarca. E non è possibile che anche a livello arbitrale dobbiamo mantenere queste squadre a un certo livello se queste squadre non fanno rugby. No, è assolutamente chiaro. Insomma, anche all'andata si era visto insomma, che cercavano questo tipo di gioco, no? E c'erano riusciti, forse un po' più diversificato, però alla fine. Allora, una cosa, c'è stata la partita Rovigo contro Calvisano. Rovigo ha dato 44 punti a Calvisano. Mi hanno detto che è stato arbitrato un arbitro scozzese. Quest'arbitro scozzese mi pare che abbia dato cartellini gialli e anche sanzioni a Calvisano perché il loro pilone incrociava.
Tutti sappiamo che quel pilone incrocia, perché deve esserci un arbitro scozzese che punisce questa squadra? Perché parliamoci un attimo, sappiamo quali sono i falli, non è possibile che noi su 5 mischie che abbiamo fatto abbiamo preso 5 calci di punizione contro. Presunta entrata laterale, rotazione. Sì, rotazione, entrata laterale. Anche la prima mischia in cui li abbiamo portati via, abbiamo preso calci di punizione perché entravamo lateralmente. Io credo che ormai ci sia un profondo pregiudizio nei confronti di alcune squadre, e alcune squadre mi sembra quasi siano diventate intoccabili sotto quel punto di vista della mischia. Ecco, comunque insomma 4 punti importanti vista la classifica, insomma un finale di campionato che vi vede certamente protagonisti anche per qualcosa di importante. Speriamo, io a un certo punto credevo a 5 punti, speravo 5 punti per dare un segnale forte anche alle altre squadre. Dopo un primo tempo così esaltante quasi ci credevo. Abbiamo visto anche, insomma, a parte Barò che ci sta ascoltando, ma anche è stata una bella partita anche di Van Zyl, che insomma ha anche portato anche il compagno il primo tempo ad andare in meta, che l'ha seguito alla grande. Hanno fatto tutti quanti delle bellissime cose, ma anche tutti quanti delle gran cagate, scusatemi il termine, perché non è possibile con quello che abbiamo sviluppato il primo tempo finire una partita a 21-15 con Magone che ci fanno una meta, ci fregano la partita all'ultimo minuto. Quindi bravi, hanno fatto vedere le qualità, ma anche delle pecche paurose come quella di... Ci sono dei passaggi a vuoto forse dal punto di vista mentale? Mentale assolutamente, che dobbiamo curare, perché se vogliamo essere là, rimanere là, dobbiamo assolutamente curare.